Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla 39esima lezione di radiostesia e radionica basic del vostro magnetro veneziano. Per oggi faremo una lezione un po' particolare perché ho sentito molta vibrazione preoccupata, nel senso che alcune persone sentono questo influsso del G5 e quindi vorrei unire la radiostesia con anche una stesa delle sibille per fare in modo di vedere se questa cosa che sta per arrivare, che sta per essere messa in, come si suol dire, in strada, possa influenzare negativo o positivamente anche la gente che segue il vostro magnetro veneziano. Quindi prima faremo proprio una lezione basic di radiostesia, guardando dei circuiti molto importanti e potenti che possono ricaricarci a livello energetico, e poi chiaramente una stesa di sibille molto leggera per far vedere se effettivamente questo 5G può effettivamente danneggiarci. Però prima iniziamo con la radiostesia. Quindi questo quadrante radiostesico per la valutazione voi sapete che trovate gratuitamente nel sito capitano.altervista.org o nei gruppi Facebook del vostro magnetro veneziano. Prima di fare questo però il vostro magnetro veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegada Magnetro Veneziano di YouTube, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook dove trovate anche questi circuiti e quadranti radiostesici, e anche nel gruppo di Magici Arcieri Bertolini in Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 il Legale Magnetro Veneziano coadiuvati a Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente, se non sapete dove andare a trovare il link, sono sotto qui in descrizione. Se vi scappa anche un super link, un super like e un commento, è ben accetto. Bene, quindi questa è una lezione riguardante il ricaricamento energetico del nostro corpo. Quindi partiamo subito, e vi ricordo collegato sempre anche con delle sibille che così danno una dritta se effettivamente questo 5G ci potrebbe in un certo senso importunare o dar fastidio in questo periodo. Comunque seguite sempre le pillole del Ildegada Magnetro Veneziano, in cui con l'evolversi del tempo daremo delle dritte vibrazionali. Quindi prendiamo il nostro pendolo, vedete che oggi uso un pendolo un po' di peso e chiedo se va bene questo percorso didattico per rinforzare il corpo eterico e i vari corpi sottili. Vedete che subito il pendolino, anche se è bello pesante, parte nella direzione del sì. Bene, fatto questo il vostro magnetro va alla prossimo quadrante radiostesico, che è un circuito radiostesico ma in realtà è un quadrante radiostesico per i bovis. Ipotizziamo che voglia fare su un testimone, che il testimone, vi ricordo, va messo qui, che può essere una fotografia, il nome e cognome scritto su un pezzo di carta, oppure un pezzettino biologico tipo unghia, capello, un po' di saliva imbevuta in un batuffolo. Mettete qui il testimone e vediamo quanti bovis ha a livello fisico e non spirituale. La domanda è fisica, per vedere il fisico, questa persona, e vedete che questa persona ha più o meno 9000 bovis. Vediamo dopo il trattamento. Dopo il trattamento più o meno andrà sui 10.000 bovis, quindi vedete ci sarà un incremento 10.500 più o meno, ci sarà un incremento di bovis che è corretto, un 1.500 bovis ci sta per il semplice fatto che poi ridiscende adagio adagio, però rinforza il corpo e i corpi sottili e il corpo astrale eterico della persona. Quindi questo è il circuito, è il quadrante radiostesico per la ricerca bovis, che ci dà una garanzia che il nostro percorso che stiamo facendo didattico è funzionale. Chiaramente ogni persona che sta guardando questa pillola deve provare su se stesso sia il circuito e il quadrante radiostesico per vedere se è corretto usare questi circuiti radionici, sia la scaletta radiostesica per la frequenza bovis. Bene, passiamo al prossimo. Vediamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Testimone, facciamo la domanda se va bene per noi questo trattamento. Vedete che è favorevole, è partito su pericolosa e è sceso su molto favorevole. Molto probabilmente useremo dei quadranti che danno delle belle mosse radiostesiche alle persone, quindi
è favorevole, vedete? Perfetto. Quindi togliamo il nostro quadrante radiostesico, che vi ricordo si trova sempre nel sito capitano.altervisto.org del vostro maledetto veneziano, e vediamo col quadrante radiostesico quanti tempi. Adesso ci saranno più circuiti radionici, però noi ogni circuito dovremo chiedere sempre al pendolino l'orario, però in questo caso qui, per velocizzare le cose, lo chiediamo per uno, che poi vale per tutti gli altri. Quindi mettiamo il testimone e chiediamo per quanto tempo dobbiamo mettere il nostro testimone sotto questo ricaricatore di batteria vibrazionale energetico, che è una pila. Questi circuiti servono per aiutare il corpo vibrazionale e i corpi sottili dagli attacchi del 5G. 6 ore e mezza più o meno, quindi prendiamo questo circuito che avete già visto in altre pillole, che è una batteria, praticamente un caricabatterie. Mettiamo qui il nostro testimone, prendiamo il pendolino, lo facciamo ruotare per valorizzare in senso orario almeno 21 giri, dopodiché lasciamo fermare il nostro pendolino secondo le proprie energie, dopodiché lo lasciamo in un posto sicuro per fare in modo, almeno 7 ore, per fare in modo, 6 ore e mezza, per fare in modo che si ricarichi in un posto sicuro sopra un armadio, dentro un cassetto, sopra un tavolo. Poi ancora questo circuito radionico creato dal legame maledetto veneziano per sopperire a questo Covid-19, per dare una mano al nostro corpo. Ci sono delle molecole che danno un aiuto al corpo per resistere, non è un farmaco chiaramente. Anche qui si mette il testimone, si chiede sempre l'orario al quadrante radiostesico per l'orario, si valorizza e a dipendenza dell'orario che dice il quadrante radiostesico per l'orario si lascia praticamente questo circuito in un posto sicuro. Così col primo diamo una carica energetica, possono essere fatti insieme perché chiaramente ognuno lavora con le proprie onde di forma, e anche questo chiaramente non devono essere sovrapposti, mi raccomando, non sovrapponete. E poi abbiamo il rilascio emozionale, proprio perché in questo periodo molte persone hanno delle situazioni veramente particolari. Questo circuito si può lasciare anche un mese, si lascia qui il testimone, si valorizza. Questo può essere lasciato anche un mese senza in questo caso in particolare senza bisogno del quadrante radiostesico per l'ora, massimo un mese, perché dopo il corpo eterico si satura. Quindi lo valorizzate, finito che di far girare il pendolino, lo posizionate in un posto sicuro per almeno un mesetto, così che toglie tutte le emozioni negative che questo 5G sta influenzando fortemente il mondo dei social, e non solo il mondo dei social. E poi abbiamo il circuito magnetico induttore magnetico, il circuito radionico appunto del vostro maledetto veneziano. Qui mettete il vostro testimone, qui è sempre meglio in questo caso qui chiedere l'orario, il circuito dell'orario, vi ricordate quello di prima, per il semplice fatto che così andiamo sul sicuro e non sbagliamo. Quindi cosa fate? Prendete questo quadrante radiostesico, chiedete l'ora, quante ore deve restare, mettete sempre il testimone e vedete che minimo deve stare 7 ore. Vedete? Quindi fatto questo, mettete qui il vostro testimone e voilà, valorizzate fin quando non si ferma, per ricaricare il vostro corpo energetico. Anche questo via in un posto sicuro che non venga disturbato. Dopo 7 ore potete togliere il testimone. È dulcis in fundo questo circuito ideato dal legame maledetto veneziano, dove ci sono le forze primordiali dell'ON con tutte le forze planetarie. Mettete il vostro pendolino, questo può essere lasciato anche massimo un mese, il testimone in centro, e lo valorizzate. Bene. Questa è la prima parte della lezione 39 di radiestesia basic e anche radionica. Quindi fatto questo qui potete posizionarli tranquillamente a dipendenza degli orari, voi avete proprio attivato un campo di forze. Ma andiamo avanti con le nostre sibille. Vi ricordate? Queste sono delle sibille interattive, così diamo anche una mano a quelle persone che in un certo senso sono un pochettino influenzate da questa situazione veramente un po' tossica, diciamo, che sta
inaridendo, inasprendo, anche nelle famiglie sta portando cattiva energia. Facciamo subito una sibilla interattiva, mischiamo e vediamo cosa ci dicono le nostre sibille interattive, se questa situazione, questo periodo un po' drammatico del 5G, del Covid, influenzerà negativamente anche la nostra vita. Vediamo come andrà almeno nei prossimi 3-4 mesi. Questo qui è una sibilla generale, chiaramente. Faccio 3 mazzetti. Bene, visto? 3 bei mazzetti, ricordandoci che non ha niente a che vedere con la pillola didattica, ma diciamo che è un complemento per chi chiaramente metterà in atto questi circuiti. Vediamo un po' anche come sarà il passaggio di questi mesi che ci stanno arrivando alle porte dopo questo maggio-aprile un po' particolare. Stesa numero 1, stesa numero 2, stesa numero 3, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Eventualmente, se volete, potete anche fermare il video per fare in modo di entrare meglio in vibrazione o con l'1, il 2 e il 3. Bene, iniziamo con l'1, vediamo cosa ci aspetta questi mesi per via di questo 5G e queste vibrazioni un po' nefaste di questo virus. Prima carta, bambino, conversazione, malinconia, sospiri e militare. Vediamo un po' che questa prima stesa, diciamo che c'è qualcosa che sta nascendo di buono, molto buono. Vedete, conversazione bambino vuol dire che c'è qualcosa che sta per nascere veramente di importante. Sarete un po', chiaramente il periodo è quello che è, un po' nefasto, e quindi resterete un po' malinconici e con grande speranza. Però vedo anche che ci sarà qualcosa che vi potrebbe aiutare in questo sviluppo, una forza militare, qualcuno in modo segreto vi cercherà di aiutare, proprio perché sta nascendo qualcosa di buono. Vedete, il bambino è sempre, con la sua semplicità, il suo candore, una carta che porta a nascita di qualcosa di, visto che c'è gioia nella conversazione, qualcosa. Quindi la vostra malinconia non deve essere in un certo senso repressa da questa spinta positiva. Sarete un po', come si dice, insperanzosi, ma attenzione che invece qua il militare è visto come qualcosa di positivo. Di solito non è sempre visto positivo, ma visto che il concetto è su quel discorso che abbiamo fatto prima con la radiestesia radionica, qui invece si vede proprio che il militare è qualcosa che ci viene in aiuto, proprio perché queste carte sono un proseguio, diciamo così, della lezione di radiestesia. Quindi è qualcosa di segreto che vi verrà in aiuto e farà, appunto, tramite il bambino e la conversazione, nasce qualcosa di positivo. Chiaramente voi siete in attesa di questi 3 mesi, vedete, sospiri. Una carta molto importante, però è positiva, perché è seguita da militare e preceduta da bambino e conversazione. Quindi diciamo che, visto che tutti ormai sono un pochettino ansiosi, diciamo, per questo periodo, ma la prima stesa direi che è positiva, vedrete nascere qualcosa di nuovo. La seconda stesa, amico, superbia, denaro, stanza e fedeltà. Anche questa stesa qui sembra positiva, si vede che è stato per la spiegazione della radionica, perché vediamo un'amica, un pochettino di presa sotto gambe questo periodo, però vedo che ci sono 3 carte brillanti, è denaro, stanze, cioè vuol dire sicurezza, la stanza preceduta da denaro, e fedeltà, successo amoroso, ma anche successo in linea generale su tutto quello che faremo, per il semplice fatto che noi stiamo interpellando le sibille chiacchierine per un discorso più che altro cosa succederà nei prossimi 3, massimo 6 mesi, perché vi ricordo le sibille hanno un tempo di risposta massimo di 6 mesi, nel raggio di 3 mesi riescono a vedere più o meno le cose, ma dopo 6 mesi stentano, quindi avrete sicuramente armonia e un'amicizia che vi aiuterà. Sembrerà quasi all'inizio, vedete, carta superbia, che ci potrebbe essere qualcosina che viene un po' presa sotto gamba, ma poi vedete avrete sicuramente qualcosa di vantaggioso, vedete, denaro, matrimonio vantaggioso, costanza, vuol dire che tutto andrà molto positivamente. Quindi attivate tutti i circuiti che avete visto nella lezione precedente e vedrete che con queste carte non si può che non sbagliare. Vediamo la terza sibille: domestico, mercante, sacerdote, morte e ladro. Invece queste
La terza stesa è un pochettino, dovete per forza attivare questi circuiti che vi ho messo, perché qui è veramente una stesa impegnativissima, perché partiamo con, avrete un nemico viscido che sembrerà un amico, però avete da vostra un mercante che sa di calcolo e qualcuno di corretto, però purtroppo sul rush finale vedete che ci sarà un cambiamento e un ladro, quindi diciamo che chi ha scelto la stesa numero 3 è importante che attivi immediatamente i circuiti, perché vedo che i prossimi 3 mesi saranno, vedete, morte, ladro e si parte con domestico, una cosa veramente impegnativa. Penso che neanche Dario Argento sarebbe potuto riuscire a fare una stesa così, insomma, orrorosa, diciamo così. Quindi, cari amici, chi ha scelto la stesa numero 3, subito attivi tutti i circuiti di protezione che il vostro marietto ha messo nella lezione 39 della radiestesia radionica e chiaramente anche di Sibille. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto vi ringrazia, vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!